Nasce tutto, casualmente, diciamo, per, una scoperta fatta da un regista, un giovane regista che si chiama Michele Vannucci. A quell'epoca stava presentando la sua opera prima al Festival del Cinema di Venezia e quindi attraversava il Polesine trasferendosi da Bologna fino a Venezia, ed era incuriosito da questo territorio. Lui ha iniziato da lì a vagabondare un pochino per il Delta, entrando anche in contatto con varie pubblicazioni, tra le quali anche una rivista che si chiama Remma, sulla quale io scrivo, collaboro ogni tanto. Ci siamo incontrati una sera in un bar di Adria, c'è stato subito feeling. Da quel momento abbiamo iniziato, lui aveva in mente di fare qualcosa di quest'area e lui ha iniziato poco per volta a espormi alcune idee. La frequentazione del Delta è durata, direi 4-5 anni almeno, e ha portato poi alla stesura di una sceneggiatura che è stata quella poi del film Delta. Per quanto riguarda il reparto della logistica è stato il Signor Diavolo di Pupi Avati, che però era ambientato nella parte meridionale dell'Emilia Romagna, del Delta. Abbiamo fatto anche Lei mi parla ancora, L'orto americano, che è stato l'ultimo di Avati, poi appunto Delta di Michele Vannucci, un paio di serie che sono Non mi lasciare, della Rai, è una produzione, una mega produzione veramente grande, italo-tedesca, che è sfociata in una serie che si chiama The Swarm, lo sciame. C'è un legame molto profondo del Polesine e del Delta del Po in particolare con il cinema per via di questo paesaggio unico. Il mio legame invece dal punto di vista lavorativo nasce abbastanza casualmente, proprio per conoscenza diretta con persone che ci lavoravano già, ma anche per la realizzazione delle cosiddette valutazioni di incidenza. E sono stato anche contattato spesso per realizzare pratiche legate alla fruibilità del tipo di ambiente molto delicato e delle specie di animali e di piante che ci vivono. Si deve dimostrare o certificare che gli animali e le piante non avranno danni, non subiranno impatti dalle attività legate alla produzione del film. Addirittura in un paio di occasioni l'ente parco ha imposto che tutti i membri della produzione, dal falegname al manovale al regista, fossero a conoscenza dell'habitat e delle specie presenti. Qui per esempio mi è capitato di dover fare dei corsi di formazione veri e propri alle troupe cinematografiche per spiegargli cosa si intende per habitat, perché sono delicati questi animali, dove vivono, come vivono, insomma tutta una serie di cose molto molto importanti legate alla conservazione e agli obiettivi di conservazione che un parco ha in luoghi come questo. Dipende da quello che cerca il regista. Nel caso di Michele Vannucci spesso mi mandava stralci della sceneggiatura per individuare, che ne so, la chiesetta dispersa nella Valle da Pesca, piuttosto che il bosco di una certa tipologia, o un canneto, o un percorso acquatico. Gli scritti che mi inviava il regista mi suggerivano altre possibili soluzioni, per cui gli organizzavo spesso dei giri, dei tour in aree che magari lui non aveva previsto, ma che poi invece sono risultate anche affascinanti e interessanti proprio per il proseguimento delle lavorazioni del film. Particolare appunto per il film Delta c'è stato un episodio che secondo me ha influenzato proprio il finale del film, in questa zona che si chiama Isola della Batteria, che è villaggio, un centro abitato abbandonato in mezzo all'acqua, per cui si vedono questi ruderi, questi resti di queste case che emergono dall'acqua, e infatti Michele è stato affascinato tanto appunto da ambientare in quell'area le scene finali. Non è un luogo
come siamo abituati a pensare agli altri luoghi. Qui bisogna avere a che fare con tantissime variabili. Per esempio, dico una banale, la marea. Nelle 6 ore di alta marea si può andare in certi posti, ma poi bisogna venire via perché altrimenti la barca rimane intrappolata in aree per periodi anche molto lunghi, rischia di finire in secca, per cui ci sono anche delle tempistiche, per esempio, che influenzano anche la lavorazione dei vari film. Alcuni film, sempre l'ente parco ha obbligato le produzioni alla presenza di un ornitologo sul set, che appunto era rappresentato dal sottoscritto, e io dovevo verificare che, per esempio, non si avvicinassero troppo a siti di nidificazione. Per esempio mi ricordo in un caso un sito di nidificazione del falco pellegrino, oppure del frattino, che è un uccellino che nidifica sulla spiaggia. Addirittura in un caso con una produzione ho dovuto, sempre per indicazione dell'ente parco, andare a delimitare con picchetti tutta una serie di habitat identificati dalla direttiva omonima, e segnalarli con nastro ad alta visibilità per evitare che le troupe ci passassero sopra con i cavi, i carrelli. Nell'ambito di alcune manifestazioni legate alla visitazione del delta sono state organizzate delle escursioni, per esempio a Scanoboa, parlando del film e anche dell'opera di Gian Antonio Cibotto. Mi ricordo un ragazzo che aveva fatto la tesi proprio sui vari film, sul cinema ambientato in Polesine, che in quell'occasione aveva realizzato l'attività di guida e accompagnava anche le persone raccontando quelli che erano appunto i film che sono stati nel corso del tempo realizzati nel delta. Di attività turistiche di visitazione sul territorio legate alle produzioni cinematografiche e alla produzione di film dovrebbero essercene di più. Nel passato sicuramente i registi tendevano a rappresentare il delta come una terra di disgrazie, di alluvioni, di povertà, di malattia. Era un territorio difficile da vivere, per via delle condizioni ambientali, e questo è anche rappresentato nel cinema, tanto da costruire quasi un'idea nell'immaginario collettivo di malaria, alluvioni, terre insalubri e cose del genere. Un pochino è cambiata questa percezione, ed è cambiata anche nelle persone che ci abitano e che vivono nel delta. Stanno diventando sempre più consapevoli, a mio avviso, del territorio a cui appartengono. Questo potrebbe comportare anche una perdita dell'identità culturale locale, cosa che io non vorrei assolutamente, anzi l'autenticità del territorio è ancora oggi la sua forza. Trasformarlo in una specie di Disneyland, o di luogo appunto esotico, come si diceva prima, perché appunto ci sono i fenicotteri o i granchi blu, non è ciò che io desidererei per il territorio. Non desidererei che le persone che ci vivono lo percepissero in questo modo. Il cinema in questo senso sta aiutando un cambiamento virtuoso, direi, perché le produzioni cercano di valorizzare il delta per il suo valore intrinseco, per l'elevato valore ambientale che rappresenta questo, che tra l'altro è uno dei pochi delta a livello dell'intero Mediterraneo, per cui ha un'importanza geografica, naturalistica, culturale, storica veramente notevoli.